Noi veniamo da Parma e oltre alla partita rugbistica facciamo anche una partita di tipo gastronomico culinaria. Anche Perugia partecipa alla sfida del gusto del topolino. Anche i grifoni sono qui a questo torneo stupendo che è il Topolino di quest'anno. Per la sfida del gusto ci siamo anche noi di Verona. Rido di me, di te, di tutto ciò che di portale c'è. Questo è il nostro stand. Tanto, 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 tanto. Abbiamo organizzato uno stand per stare un po' leggeri, abbiamo messo dei formaggi, la mortadella, la gorgonzola e poi un po' di torte di verdura. Ci sarebbe un piatto di salame che però hanno già mangiato e forse c'è qualche salame appeso, eccolo là, uno là. Quello là è tipico di Parma, salame di felino. Alimentazione sana, non dimenticando la terra d'origine. Siamo di Parma, quindi non teniamo nessun confronto. Tanto, 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 tanto. Bella mortadella! Abbiamo un piccolo stand enogastronomico per i nostri ragazzi, tutto quello che può servire come proteine, vitamine, tutto quello che serve, lupolo, per cui abbiamo la mortadella, salami, birra, acqua, tutto quello che serve. Allora, noi abbiamo il Prosecco Doc di Oderzo e di Valdobbiadene, abbiamo il nostro raboso, abbiamo la mortadella nostra, che è anche un po' sua ma anche nostra. E cosa abbiamo, Silvano, Osteria? Perché il nostro oste, il signor Silvano, è lui che organizza queste ambaradan, diciamo, no? È quel personaggio lì che sta servendo i ragazzi. Allora, oltre a mangiare e a bere, noi a Oderzo abbiamo una cosa in più di quelle di Parma. Vieni a vedere. Questa qua è una mamma tipica di Oderzo. Voglio vedere a Parma cosa mettono a confronto, eh? Ecco qua. Altre mamme di Oderzo. Qua la Susi. Cosa dire, Susi? Cosa ti piace? Siamo felici di essere qui oggi. Altro che Parma, eh! Grifoni Regbi Oderzo. E sai cosa bevi? Cosa ti piace? Viaggiare, per dire il fare, il mare. Abbiamo allestito questo stand a sostegno da parte dei genitori con varie libagioni fatte dai genitori con una porchetta da 35 kg per cercare di fare questa tradizione del rugby che è il terzo tempo. La porchetta arriva dalle montagne veronesi ma il cotto romano, quindi di tradizione romana. Sono tutti a gusto e per mangiare per i ragazzi, per fare questa convivialità per tutti. Insomma. Qui si mangia bene. Abbiamo il sostegno di tutte queste mamme fantastiche che ogni domenica cucinano per i nostri ragazzi, quindi siamo pronti. E la salute? Buona. E la chitarra? Suona! Diciamo che noi abbiamo portato una cucina un po' multietnica perché rappresenta tutte le anime della nostra società, dalla Sicilia con la caponata alle sarde in Saor veneziane, vedete sono lì, e ai nostri salumi e formaggi tipici delle nostre zone. Invece questa, diciamo, noi siamo un popolo un po' contadino rurale, per cui diciamo che ecco, questo rappresenta un pochino l'essenza del nostro essere. Il mare, cosa ti piace? Viaggiare, per dire il fare. Diciamo che Parma parte da un po' avvantaggiata, comunque la nostra molteplicità d'aspetti forse riuscirà a colmare questo gap. Adesso starà a chi mangia ovviamente riuscire a capire chi vince, insomma. Ciao! Ciao! Senza gridare. Tanto, 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 tanto. Come direttore del Trofeo Topolino dichiaro la sfida culinaria pari, non può che decidere la mensa. C'è sempre stato il servizio mensa dove viene distribuito il primo, il secondo, un contorno, un dolce. Diamo da mangiare a circa 3.000 persone tra bambini, accompagnatori eccetera. E notiamo la soddisfazione sia da parte dei bambini che da parte degli adulti, fortunatamente. Ci sono le scorte di birra, però vengono personalmente acquistate da noi che partecipiamo al torneo. Quindi ci si organizza qualche settimana prima e si fa un po' di spesa accumulativa per stare poi insieme alla fine della distribuzione dei pasti. When I wake up, the dream is in time.
Disney e con il Trofeo Topolino è davvero felice di poter contribuire a dare un lustro a uno sport di questo tipo e soprattutto a esserci in una giornata come questa. La cosa che mi piace di più è il rispetto per gli avversari. Ricordo la prima volta che ho visto dei bambini giocare su un campo di rugby, sono rimasta estasiata perché era sempre stato presentato come il solito sport violento, si menano, ma non è vero, è un'altra cosa. Quando ci saranno i mondiali, Topolino addirittura dedicherà una storia a fumetti e al rugby, per cui direi che non ci potrebbe essere un modo migliore per festeggiare questo sport nel suo ventennale del Trofeo Topolino di rugby.